Oggi diciamo che Conte sta facendo la figura del liquidatore degli italiani. Oggi, come non sarà, non mi sembra suoni bene. non sarà sfuggito al nostro conduttore, si era proclamato l'avvocato degli italiani. Lì la causa l'ha persa, perché se si votava lo mandavano a casa, lo cacciavano, non è che lo mandavano a casa. E quindi l'ha persa. Oggi ha provato a dire che sarà il riformatore di tutti gli italiani. Questo DEF dimostra che sarà il liquidatore. Per siccome non si gioca con le parole, di cuneo fiscale non... Sì, quando Conte arriva e dice taglieremo il cuneo fiscale, abbasseremo le tasse, faremo la lotta all'evasione, faremo investimenti, e queste sono parole, finiscono, non l'ho interrotta mai, l'ho ascoltata. Se vogliamo possiamo discutere, però vorrei finire un ragionamento, lei l'ha fatto un attimo fa, di 5 minuti fa. Il cuneo fiscale ridotto nei prossimi 2 anni. Posso provare a dire un concetto con i complementi e poi mi risponde? Siccome i conti, i fatti più che le appunto, i fatti sono che questo DEF deve sterilizzare l'IVA. Non ci saranno investimenti, è impossibile, devono trovare 30 miliardi. 30 miliardi. E quindi sarà come sempre in un rapporto deficit-PIL al 2,2. Ricordo a tutti che quel 2,2 rapporto deficit-PIL, a quanto è previsto il PIL? A meno 0,1? Cioè il rapporto deficit-PIL, per fare quei conti al 2,2, scopriamo fra 2 mesi che il PIL di crescita del nostro paese l'anno prossimo, nel 2020, sarà purtroppo 0,1? E invece verrà previsto nei conti dal neo ministro dell'economia magari all'1,7, e Conte dirà no, diciamo al 2,4. Cioè questo purtroppo è un DEF che non porta, e ha ragione quello che diceva prima il mio collega Ostellari, non porta beneficio agli italiani,